Buonasera amici di Sportisili, un saluto dal vostro Marco Genduso qui per commentare la 18ª ed ultima giornata del campo di Serie D che vede affrontarsi Sparta Palermo e Palermo Futsal Club. A tempo vediamo subito la squadra di casa entrare in campo. Tra tutti brilla sicuramente Salvo Catanzaro, maglia numero 10. Vicino a lui invece c'è Antonino Scalici. Tra i pali la scelta appare, diciamo, scontata sia da una parte che dall'altra in realtà, perché da un lato scende in campo Alessio Monteverdi, portiere classe 1998, un portiere che ha fatto una grande stagione quest'anno, nonostante l'ultimo posto dello Sparta. Dall'altro lato invece tra i pali scende in campo Peppe Calì, oggi invece assenti sia Michele Morana che soprattutto Gianluca Perdichese, che è stato uno dei grandissimi esponenti della vittoria della Coppa Trinacria, perché ricordiamo, vale la pena anche ricordarlo, che il Palermo Futsal Club ha vinto sia il campionato che la Coppa Trinacria, dunque un'annata straordinaria quella della squadra del presidente Gabriele Pazzaglia, che oggi però chiuderà il suo cammino, il suo percorso in Serie D e lo farà nel campo qui all'Inserra, campo 3 stelle, che vedrà affrontarsi appunto contro i padroni di casa dello Sparta Palermo, che si trovano all'ultimo posto. D'altra parte invece di Rosanero vediamo Mister Gentile senza il suo cappellino, un po' forse un portafortuna, un totem per il tecnico. Vediamo invece un dirigente oggi di lusso, possiamo dire, perché Vito La Fiora oggi non scende in campo, probabilmente ci sta anche salutando, sorride Vito La Fiora, oggi assente. Il capitano di fatti non è La Fiora, è Peppe Calì, che di partita da capitano ne ha fatti veramente tante con questa maglietta, però per lo più nella passata stagione. Nel frattempo si sistemano le squadre, da un lato capitano Rizzotto, dall'altro punto Peppe Calì, per seguire vediamo Chinnici, Lopez e Leto, fino a chiudere Gabriele Gennaro. Oggi sarà sicuramente una grande partita per gli attaccanti, l'assenza di Vito La Fiora potrebbe dare maggiore spazio, non diciamo a Gennaro, perché Gennaro comunque è un giocatore che si è preso il suo spazio per tutta la stagione a suon di gol per lui. Ricordiamo 13 in campionato, 9 invece quelli in Coppa. I dati veramente molto molto importanti quelli di Gabriele Gennaro, ma soprattutto ci stiamo riferendo a Danilo Alario, che oggi probabilmente avrà la chance più importante della sua stagione. Nel frattempo stretta di mano tra le due formazioni con Calì e per seguire tutti i compagni dalla panchina avversaria. Una partita con un clima abbastanza amichevole, entrambe le formazioni infatti non hanno un bisogno possiamo dire viscerale di ottenere dei punti, perché in entrambi i casi sono due squadre che hanno già concluso la loro stagione in anticipo. Il Palermo Futsal Club con la promozione, lo Sparta Palermo invece all'ultimo posto, però chiaramente una vittoria oggi potrebbe significare dare maggiore anche forza forse in occasione della prossima annata. Nel frattempo noi vi mostriamo il nostro classico scoreboard e poi vediamo chi partirà dal primo. Però Mister Gentile vuole subito schierare Alario dal primo, Billitteri, Chinnici e poi Lorenzo Lopez. Tre pali abbiamo detto, e Peppe Calì. Dall'altra parte invece vediamo Catanzaro, Monteverdi, poi con la numero 3 vediamo Giuseppe Conigliaro, con la numero 8 Alessio Silvestri e poi con la 5 vediamo Giovanni Riminella. Insomma, queste sono le scelte dei due tecnici. Noi intanto vi mostriamo il centrocampo, attendiamo che il fischio del signor Maurizio Contreras possa arrivare e poi inizierà Sparta Palermo contro Palermo Futsal Club. Inizia ora con Catanzaro che si appoggia subito alle parti di Riminella e adesso viene servito Silvestri. Riminella, per lui una grande gara di andata, per chi ha seguito il match giocato tra Palermo Futsal Club e Sparta Palermo della gara di andata si ricorda della grande prestazione del numero 5, gara terminata con un risultato di 4-2, una gara molto equilibrata, nonostante anche lì la classifica potesse effettivamente recitare un ruolo da testa o coda di entrambe le formazioni. Partita molto equilibrata, decisa poi dalla doppietta di Gabriele Gennaro, poi i gol di Sujon e Chinnici. Oggi Sujon invece assente, dovrebbe arrivare forse a guardare la partita. Nel tempo il primo tiro della gara dovrebbe essere stato di Conigliaro, pallone però fuori. Chinnici, c'è Lopez che avanza, c'è Billitteri che chiede il pallone, poi Chinnici conta i compagni quasi a voler capire i movimenti. Adesso Billitteri rischia un po' sulla pressione di Catanzaro, poi torna dietro Chinnici. Alario vuole il dribbling, va sul sinistro, si appoggia
da Lorenzo Lopez. Adesso Chinnici, sempre presente il numero 10, salta il primo uomo, poi allarga il gioco, Billitteri apparecchia per Chinnici, l'anticipo ottimo di Conigliaro, poi Riminella vuole fare correre Catanzaro, sa che può essere una buona occasione. Billitteri invece gli chiude la strada. Sentiamo la voce anche dalla tribuna di Luca Vivarelli, non convocato. Un po' di riposo anche per il funambolo, maglia numero 6. Buona stagione anche per lui. 9 gol stagionali, 5 in campionato, 4 in coppa per Luca Vivarelli. Alario si gira molto bene, va sul destro, poi cerca di rientrare sul mancino. Conigliaro non è dello stesso avviso, concede però una rimessa laterale, dunque per il Palermo Futsal Club. Va Chinnici, intanto sistema in barriera Conigliaro. Chinnici perde un po' di tempo, poi regala a Conigliaro che si ferma con la suola, pallone incollato, poi esce in mezzo a due, va giù. Commesso fallo Danilo Alario. Qui una grande giocata da parte di Conigliaro che ha fatto vedere veramente una grande giocata. Autore del gol, di 2 gol nella gara di andata. Uno lui, l'altro invece è stato firmato da Zarcone, che oggi però veste i colori del San Gregorio Papa. Catanzaro cerca subito il tiro, Calè battezza fuori, palla in out. Ha fatto bene a provarci qui il numero 10, sempre molto molto pericoloso. Lui che invece è stato un grande assente alla gara di andata. Un grande peccato, chiaramente. Chinnici, Lopez. Danilo Alario cerca un taglio, vede adesso Billitteri, autore di uno dei 3 gol della finale vinta contro il Real Sicilia. Lopez, ecco Chinnici che guarda per un attimo la porta, le finta, Chinnici può apparecchiare per Alario, cerca il dribbling ma non riesce e riparte Catanzaro, è molto rapido, Catanzaro doppio passo, va sul destro, rientra, può calciare, poi ci pensa un attimo, forse di troppo, Conigliaro, ancora Catanzaro, può coordinarsi e calcia, prende in pieno Lopez, poi lotta con Alario ma riesce ancora a prendere il pallone e calcia con il mancino, Cali blocca senza troppi problemi. Alario spalla la porta, Conigliaro poi infastidisce Lopez, anzi Chinnici. Chinnici, Lopez, Alario. Chinnici, c'è il dribbling tentato poi in bucata, Billitteri cambia gioco molto bene dalle parti, Lopez mette ancora palla in mezzo per Billitteri che aggancia Billitteri e il palo, qui gli nega il gol, ma che grande palla ha dato Lopez al quarto minuto. 1-2 abbastanza lungo tra i due, ma ben fatto con Billitteri che da lì di punta ha calciato sul palo. Forse se l'avesse presa con l'interno collo probabilmente avremmo visto un altro tipo di occasione, ma così non è stata e dunque palla poi viene respinta dallo Sparta che dunque ritorna. Conigliaro ancora in mezzo a 2, va via bene Conigliaro, non trova la porta, ma queste sono le sue giocate, l'ha già fatto in precedenza, gli riesce anche questa volta. Possiamo dire che Conigliaro forse è il più pericoloso al momento dello Sparta Palermo. Chinnici, dopo l'inserimento di Lopez, cambia gioco Billitteri. Alario. Lopez. Chinnici, il dribbling su Catanzaro in questa sfida tra numeri 10. Chinnici vuole il taglio, si ferma, Alario calcia, prende male il pallone, palla fuori. Dopo 5 minuti c'è subito un cambio, fuori Conigliaro, stava giocando abbastanza bene dentro Zangara, con la numero 7. L'anticipo di Chinnici, poi Riminella chiude molto bene qui con esperienza, poi si complica tanto la vita, Alario invece... Vedi se è uscita la spalla di fuori, vedi se è uscita la spalla di fuori. Il tempo è molto dolorante qui Alario. Da quello che abbiamo visto dovrebbe essere stato forse nel modo di cadere, Riminella magari ha scheggiato un po' con la scarpa la spalla di Alario, ci auguriamo che sia semplicemente questo e dunque un graffio, comunque una botta piuttosto che altro.
Al momento è ancora giù Alario, viene aiutato ad alzarsi, sembrerebbe essere tutto ok però. L'abbraccio con Riminella. Tutto ok per Alario, si è rialzato un po' dolorante alla spalla. Vediamo se c'è anche un cambio, sembrerebbe di no. Con Gennaro che però non è in panchina, fa tempo molto sorridente invece Vito La Fiura, capitano della squadra, ride. Sicuramente starà pensando ancora alla grande finale che ha giocato contro il Real Sicilia. Un gol da Cineteca per lui. Intanto palla in mezzo, fermato in contropiede, si parte con Alario che si è decisamente ripreso. Bilittari per l'anticipo di Zangara, molto molto bene qui. A tempo c'è una piccola correzione. In precedenza chiamavamo Conigliaro con la maglia numero 8, ma non è così. Conigliaro è con la maglia numero 3, chiediamo dunque scusa, perché con la numero 8 è Silvestri. Alario accarezza, può calciare. Alario trova l'opposizione di Conigliaro. Ancora Chinnici per Alario, Monteverdi super, e poi respinta ancora di Lopez. E super Alessio Monteverdi che respinge la duplice occasione del Palermo Futsal Club. Lopez, Bilitteri, Chinnici, Lopez. C'è lo scatto di Bilitteri, lui però preferisce appoggiarsi da Chinnici. Adesso Alario che guarda la porta, poi vede Chinnici ancora, Chinnici allo spazio per Alario che accarezza, Alario con la punta, ancora Monteverdi, sempre a dire di no. Ottimo intervento da parte del portiere classe 98, riparte poi lo Sparta Palermo con Conigliaro che accarezza per Zangara che però non trova per nulla la porta, brutto tiro, però buona ripartenza in realtà da parte dello Sparta. Lopez risultato ancora di 0-0 nonostante ci siano state diverse occasioni sia da una parte che dall'altra per poter sbloccare questo match. Chinnici vuole la velocità, Bilitteri guarda la porta e calcia, Monteverdi sul primo palo, non è, si fa beffare. Forse si aspettava quel tipo di conclusione proprio lì. Bilitteri, lo schema per Lopez, murato da Conigliaro e si riparte con Catanzaro, un 2 contro 1, Catanzaro mette in mezzo per Conigliaro che lì riesce a battezzare il pallone fuori senza problemi. Dentro Capitan e Rizzotto nel frattempo. Posto di Conigliaro dovrebbe essere, sì, posto di Conigliaro. Chinnici, nessun cambio invece per Mister Gentile. Bilitteri vuole il movimento di Chinnici che non arriva adesso però. Alario per Chinnici, di prima per Bilitteri, non la tiene in campo, passaggio non perfetto da parte di Chinnici. Catanzaro per Riminella, adesso Zangara, ancora Riminella, Rizzotto, Riminella, pressione di Chinnici, Catanzaro sbaglia il tocco verso invece Zangara, sta buona la pressione rosanero in questo caso. Bilitteri, Lorenzo Lopez, c'è il taglio di Bilitteri, palla alta, la controlla, poi prova un sombrero su Riminella. Catanzaro, Zangara, ancora Catanzaro, sempre Zangara, se la scambiano i due, pressione di Chinnici quasi a non voler far fare più questo scambio, poi Riminella con Bilitteri alle spalle, poi si torna da Capitan Rizzotto, tocca uno dei primi palloni della sua partita. Riminella per Catanzaro, sbaglia il passaggio, il 5. Un po' di stanchezza, abbiamo visto dei ritmi piuttosto alti comunque in questi primi minuti. Nel frattempo fuori Lopez, dentro Cirafici. Questo potrebbe essere un cambio che può dare maggiore vivacità dal punto di vista offensivo. Bilitteri, Alario si gira, vuole il mancino, poi apparecchia
Billitteri lo porta lontano, Zangara forse chiede anche un fallo. Billitteri però di Torigare è molto vicino. Cirafici, poi Alario con Riminella, lotta un po' col fisico, ma alla meglio l'esperto centrale numero 5. Sta giocando una buona partita comunque. Sarà rimessa con l'ingresso di Leto in campo che cerca un secondo palo molto offensivo. Nel frattempo è uscito Billitteri per Leto dunque e va a battere anche questo corner. Vediamo se ci sono qualche cambio in panchina. Al momento sembrerebbe di no. Leto per Alario che calcia con il mancino, non la impatta bene, è venuto 12 di gioco, ha avuto già diverse occasioni di Alario ma non è riuscito ancora a timbare il cartellino. Nel frattempo c'è un altro cambio con l'ingresso di Caro. Al momento lo vediamo centrale al posto di Riminella, vediamo se effettivamente continuerà in questa posizione. Rizzotto, spalle alla porta, c'è Catanzaro ma non lo serve. L'unico momento qui che non ha avuto un cambio Catanzaro, cerca di passare ma non riesce. Chinnici lo annulla, vuole il taglio di Chinnici, Rafici non lo serve. Ancora Chinnici, 2 volte mancino, Chinnici cerca la porta. Prende però il piede di Caro, calcio d'angolo, quanto è pericoloso ogni volta Lorenzo Chinnici. Valleto, questo calcio d'angolo per liberare la conclusione di Chinnici, blocca senza troppi problemi Monteverdi. Portiere che da fuori è veramente difficile poter trovarlo impreparato. Chinnici vuole il dribbling e gli riesce anche sull'altro numero 10 Catanzaro. Adesso allarga il gioco Cirafici. Ci sono 3 mancini in campo adesso, l'unico destro è Leto. Alario dopo il passaggio non perfetto di Cirafici. Intanto Chinnici accorcia sempre Cirafici ma viene servito Alario, palla incollata sulla suola. Vediamo la sponda che arriva su Chinnici, non perfetta. Catanzaro in anticipo, esterno, Zangara lotta, poi Cirafici molto bravo con il suo intervento, subisce anche fallo, tanto fuori Alario dentro Gabriele Gennaro, forse uno dei più attesi quest'oggi. Cirafici, Gennaro, 3 di 2 gol nella gara di andata. Gennaro salta l'uomo e poi scarica su Leto che cerca la conclusione da fuori e Monteverdi mette il piede nel momento giusto, palla in calcio d'angolo, pericoloso anche Leto. Sarà calcio d'angolo dunque con sempre Leto sul punto di battuta, l'alza questa volta per Gennaro che la carezza, controlla, calcio in porta. Questa sembrava veramente essere indirizzata sul palo lontano, prende però il piede di Cirafici che da buon difensore qual è si frappone però nella porta sbagliata. Di Caro cerca il taglio su Rizzotto che torna dietro saggiamente, salvo Catanzaro. Palla in verticale, Rizzotto, palla geniale qui per l'inserimento di Zangara, una grande idea quella di capitano Rizzotto che aveva servito sul secondo palo quasi senza vedere il compagno, però la chiusura in diagonale di Cirafici è stata ottima. Chinnici vuole il mancino, c'è il taglio su Cirafici di testa, poi Leto prova a deviarla, era veramente complicato, una giocata forse da calcio a 11 piuttosto che calcio a 5. Di Caro trova Zangara, adesso salvo Catanzaro che può avanzare, cerca forse un movimento dei compagni che non arriva 2 volte, poi sbaglia il tocco. Chinnici, il taglio, tutto il campo per Gennaro, le finte, Gennaro! Rientra sul sinistro, fa ciò che vuole, batte Monteverdi, 1-0. È rientrato benissimo sul piede, non forte il mancino, ma comunque per un giocatore come Gennaro gli ultimi metri sono veramente letali. Destro sinistro cambia veramente poco, perché lui fa comunque sempre gol. E questo è la rete numero 14 in campionato, 23esima in stagione, insomma numeri molto importanti quelli di Gennaro. Leto cerca l'anticipo di Caro e gli riesce anche su Gennaro, sarà quindi rimessa laterale.
Gennaro è il secondo miglior marcatore di questa formazione, per lui quindi 23 gol, sono invece il migliore chiaramente rimane Vito La Fiura con 26 gol. Però Gennaro potrebbe anche raggiungerlo, chissà, vediamo. Tanto sbaglia Chinnici, tocca a Zangara. C'è stato nel frattempo un altro ingresso, quello di Marzo, che si complica tanto la vita. Gennaro vuole passare in mezzo a due, quasi gli riesce. Rizzotto cerca forse un taglio dei compagni, non arriva. Va in mezzo, Zangara torna direttamente da Monteverdi, che non è preciso col mancino. Nel frattempo non c'è nessun movimento in panchina. Vediamo se farà il suo ingresso Scozzari. Cirafici, buon movimento per Gennaro, poi chiudono in scivata in due. Di Caro, ma anche Zangara con il numero 9 invece a toccare la palla per ultimo e dunque rimessa laterale. Leto, Chinnici fa una finta, poi apparecchia per Gennaro, che non se lo fa ripetere due volte, fa doppietta, ma ancora una volta una incredibile giocata da parte, quasi nemmeno lo dobbiamo dire, Lorenzo Chinnici. 0-2. Questo è il gol numero 24 della stagione per Gabriele Gennaro. Dunque si avvicina sempre di più a Vito La Fiura, che oggi ricordiamo è la sua prima presenza, la sua prima assenza, chiedo scusa, non prima presenza, prima assenza in stagione, perché ha giocato tutte le gare di campionato e tutte le gare di Coppa, che ricordiamo sono state vinte in entrambi i casi dal Palermo Futsal Club, che dunque già ottenuto 2 competizioni su 2 vinte. Adesso aspetterà la formazione rosanero la fase regionale, ancora non si conoscono i format ufficiali, però sempre qui ricordiamo sul canale di Sportisili le partite in esclusiva dentro e fuori casa del Palermo Futsal Club. Nel frattempo mister Gentile sta discutendo con i suoi ragazzi, vediamo parlare, potrebbero fare il loro ingresso Scozzari e Corona, vediamo se effettivamente sarà così. Non adesso però, vediamo, invece sì, dentro Scozzari, fuori Chinnici. Vediamo chi giocherà centrale, dovrebbe essere Cirafici il centrale. Con Cirafici centrale, dunque Scozzari letto sulle fasce e Gennaro invece è sempre in versione pivot. Di Caro, Zangara, Di Caro, poi sbaglia il passaggio cercando Capitan Rizzotto, passaggio non è dei migliori. Cirafici, Leto, Scozzari, Gennaro, Cirafici, tiki-taka da parte del Palermo Futsal Club. Intanto Leto si appoggia da Scozzari, sempre molto elegante, palla al piede, poi Cirafici con il centro basso prova a sgusciare via, non riesce e dunque rimessa laterale. Gennaro, Scozzari, palla incollata sulla suola. Leto, ecco Cirafici, accorcia Gennaro, vediamo se lo serve, lo fa adesso. Prova a ripartire. Cirafici, c'è il taglio di Leto, lo serve sul secondo palo, è una grande palla quella proposta da Cirafici, buono il taglio anche di Leto, però bisogna fare i conti anche con lo Sparta Palermo che ha chiuso benissimo questo spazio. Poi Scozzari di punta ed in pieno Rizzotto, tutto ok però per il capitano, ha usato un po' la botta, ma tutto ok. Sarà dunque corner con Scozzari, anzi no, rimessa laterale, no, battuta quasi come un corner. Scozzari per Leto che impatta e non aveva nemmeno fatto male in questo caso. Buona l'idea di Scozzari.
Tempo fuori Gennaro, dentro Corona. Questo è il cambio di mister Gentile. Cirafici nel frattempo anticipa anche Calais con lo stesso portiere che però aveva chiamato il pallone. Infatti lui si sono un attimo chiariti. Intanto dentro in campo anche Conigliaro. Conigliaro vuole il mancino. Tocca prima Scozzari, poi Corona. Conigliaro guarda lo spiraglio e vuole calciare, prende in pieno Cirafici. Poi la palla non va a finire nemmeno su Calì, ma direttamente su Leto. Cirafici, Leto. Larga dalle parti di Scozzari, c'è Corona. Suola, taglio verso Leto. Era una buona idea quella di Scozzari che stava scaricando sul Leto per poi buttarsi dentro la di rigore. Intanto Cirafici col mancino, Conigliaro la tocca, poi Rizzotto prova a controllarla, si mette davanti, va giù, tutto ok, si continua. Leto, c'è dall'altra parte, Leto! Con la punta sul palo lontano, torna 0-3. Qui Leto ha rischiato tanto perché c'era Cirafici veramente in condizione di poter segnare forse con più facilità. Lui però ha cercato la gloria personale. Forse ha fatto anche bene in questo caso, visto l'esito, però Cirafici sicuramente la prossima forse non gliela farà passare, vorrà quel pallone. Intanto 0-3 il risultato con Di Caro, taglio e appoggio su Di Marzo. Conigliaro, cioè sulla pressione Conigliano, Corona, chiedo scusa. Poi palla ancora in mezzo sul secondo palo, Di Marzo la carezza e poi il contrasto di Cirafici con l'ultimo tocco che è sempre dello stesso numero 5 rosanero. Rimessa Corona, palla incollata sulla suola, Scozzari sempre molto tecnico, Cirafici gioca bene il Palermo Futsal Club, palla centrale per Leto, sterzata, attacco, si gira, prova l'imbucata, forse poteva fare questa volta la giocata solitaria Leto, perché se si fosse girato per calciare col destro probabilmente avrebbe avuto anche la possibilità di centrare la porta, ha preferito invece il passaggio. Intanto secondo palo, Conigliaro, poi Calais, la tiene lì e la blocca. Scozzari accorcia Cirafici, non lo serve, si complica tanto la vita, poi tacco, Cirafici in anticipo, Di Caro e poi la parata di Calais che va giù con i tempi giusti. Qui un rischio un po' effimero da parte di Ninni Scozzari che ha provato un tacco di troppo. Rizzotto, Di Marzo, Di Caro, Conigliaro e ancora Rizzotto. Poi Di Marzo prova a trovare un compagno, Scozzari col tacco la tiene, ma sempre molto lezioso. Sarà quindi rimessa laterale con lo Sparta che rimane in zona offensiva, palla al centro, prova a girarsi, ma Cirafici fa un grande lavoro. Forse commette fallo Conigliaro, ma si continua. Corona, Cirafici, per Leto, allo spazio, sterzata col tacco, poi torna dietro, ancora Cirafici, e sul mancino c'è il taglio di Corona, vuole il suo passaggio, ma non arriva, poi Scozzari, taglia, e calcia, Scozzari apparecchia per Corona, si continua, Leto calcia, la prende male però, con Scozzari che chiedeva un calcio di punizione. Poi si chiariscono i due. Monteverdi con le mani, perché si è continuato con il vantaggio che ha permesso poi al Leto di calciare, non bene però, verso la porta. Presa un po' con l'esterno collo in realtà. Non una conclusione precisa. Conigliaro sul mancino potrebbe caricare il sinistro da fuori, Calì respinge, poi Cirafici non vuole concedere il tap-in a Di Marzo e porta lontano la palla, poi due volte, questa volta la spazza direttamente da Monteverdi che accarezza e poi scarica sul capitano. Conigliaro, Rizzotto, Di Caro,
C'è anche la pressione di Corona, poi Rizzotto, pressione molto alta da Rosanero adesso con Di Caro che accarezza il pallone. Billitteri è rientrato al posto di Leto. Poi palla su Conigliaro, cerca il taglio di Di Marzio, salta Cirafici ma poi va direttamente da Di Caro. Conigliaro. Prova l'imbucata a Rizzotto che scivola, poi tocca forse con il braccio 2 volte, ma si continua, poi Cirafici lotta come un leone, però commette fallo. Sembrava potesse esserci forse un tocco con il braccio. Dentro Scalici nel frattempo, al minuto 27. Questo fallo da parte di Cirafici, molti dubbi in realtà su questa decisione da parte del signor Contreras, sembravano esserci almeno 2 tocchi con il braccio. Nel frattempo Calissa sistemando la barriera da davvero leader, il capitano oggi Rosana in assenza, ricordiamo, di Vito La Fiura, che è soltanto in panchina come dirigente oggi, una figura un po' strana per un bomber come lui. Va Conigliaro col sinistro, prende in pieno Corona, rimessa laterale. Di Marzio prova a rientrare sul sinistro, lo spintona un po' Scozzari, vuole passare Di Marzio, però sì, porta il pallone anche fuori e dunque rimessa Rosanero. Cirafici, buona gara per lui. Billitteri. Cirafici. C'è il taglio di Billitteri. Lo serve infatti adesso. Buona l'anticipo di Di Caro che non gli ha permesso di agganciare questo pallone andando subito a fermarlo. Dunque rimessa Billitteri. Scosseri. Cosa serve Cirafici? Va e affronta Scalici, poi la tocca. Rimessa per il Palermo Futsal Club con Cirafici che dovrebbe appoggiarsi su Scozzero, almeno questa sembra la giocata più semplice, infatti è così. Cirafici, buono qui il controllo, poi sbaglia l'imbucata 2 volte, buono il lavoro invece di Di Marzio che si gira con il tacco, fa un grande lavoro. Di Marzio, palla incollata sulla suola, può calciare, vediamo, sterzata ancora, infermabile il numero 2. Adesso Conigliaro, Di Caro, c'è il taglio di Di Marzio, ma si torna nei parti di Conigliaro. Poi Corona in anticipo, buono qui il suo lavoro, può partire con il suo mancino, trova Bellettari, non riesce a servire il pallone, poi ancora Corona, va ad attaccare alle spalle Corona, poi invece Scalici in scivolata, c'è da arpionare questo pallone, però il possesso è ancora di Rosanero. Tempo dentro Lopez, per quest'ultimo minuto per Cirafici. Scozzari con la punta, prende in pieno un avversario, poi la sfera termina sui piedi di Lorenzo Lopez. Bitti cerca di prendere posizione lì davanti, Scozzari lo guarda, avanza qualche metro, poi torna dietro da Lopez. Ecco Corona, vediamo se inventa qualcosa con il suo mancino. Di Caro, pressione alta, Corona è stato anche un po' solo da questo punto di vista, forse sarebbe stato meglio se qualcuno Rosanero avesse seguito la pressione del compagno, ma si continua, poi cerca sul primo palo la conclusione di Conigliaro, poi Bellitteri si prova a creare forse un'occasione un po' complicata, un po' troppo, probabilmente anche per un giocatore rapido come lui, con un tunnel da quelle parti molto difficile. Nel frattempo sarà rimessa tra Di Caro. Di Marzio prova l'imbucata, palla fuori, minuto 30 e 15 secondi, dunque siamo già oltre, ma bisogna recuperare chiaramente il time out che è stato chiamato dallo Sparta Palermo e dunque si continua almeno fino al 31esimo. Scozzari prende male il pallone, poi rimessa regalata dunque allo Sparta. Di Marzio. Gira! Palla centrale, Conigliaro vuole girarsi, palla incollata sulla suola, fa un buon lavoro qui il mancino, poi alza la scucchiaiata dalle parti di Caro, poi chiude prima Bellitteri, poi Scozzari, sempre col suo tacco, il terzo della sua partita.
regala per ora rimessa laterale, forse anche l'ultima occasione della gara. Scozza lì, poi Corona, gancio vellutato, poi Lopez allontana, c'è Di Marzio in anticipo, però va bene così, finisce quindi il primo tempo con il risultato di 0-3 per il Palermo Futsal Club, con una partita veramente molto molto tranquilla, sia da una parte che dall'altra, toni molto tranquilli, forse anche quasi amichevole, ma veramente l'ultima di campionato. Ma intanto vi salutiamo, ma vi ricordiamo di rimanere sempre qui connessi, perché solo qui su canale di Sportisti il secondo tempo della sfida. A dopo! E vissero tutti felici e contenti. Con questa espressione terminano le favole, ma non questa. Questa è ancora alla ricerca di un finale. Buongiorno e buona domenica amici di Sportisti, un saluto dal vostro Marco Genduso qui per commentarvi la finale di Coppa Trinacria che vede affrontarsi Real Sicilia e Palermo Futsal Club. John va in avanti, allarga il gioco, Gennaro, palla in mezzo per la Fiora! E poi il palo! Subito a negare il gol al Palermo Futsal Club che dopo soltanto 30 secondi va subito vicinissimo al vantaggio. La Fiora vuole calciare lui, Calamia, poi Gennaro e ancora una volta super gambino. La Fiora calcia! Vito La Fiora la mette lì dove Calamia non può mai arrivare e sblocca il risultato 0-1 per il Palermo Futsal Club. Chi se non Vito La Fiora? Catania sbaglia tutto, qui regala Grillo che può ripartire, lo ferma però Chinnici, è un 2 contro 3, Gennaro con la punta e ancora Calamia super protagonista di questo match, Giuseppe Calamia ci ha provato con la punta Gennaro, non ci è riuscito, palla in calcio d'angolo. Pucci per Zangara che può puntare la difesa, Zangara e perde Chizzi, mette la mano nel punto giusto ed è calcio d'angolo, che tiro di punta di Zangara. Presidente Lentini ma anche Mister Good vorranno scongiurare tutto ciò. Va Grillo con il Sis, è uno schema che funziona! D'Amico 1-1, la ripresa Real Sicilia con D'Amico. Un grandissimo schema come il Palermo Futsal Club, anche Real Sicilia trova il modo di pareggiare e lo fa con un calcio piazzato. Grillo apre, D'Amico conclude 1-1. Gennaro adesso è un momento favorevole per il Real Sicilia. Gennaro le finte, calcia, Calamia va giù col ginocchio e cerca un intervento irregolare che non c'è però. Si complica tanto la vita Lorenzo Chinnici, che serve anche per Di Chizzi, pressione molto alta adesso Real Sicilia. Billitteri apre benissimo Chinnici, è un 2 contro 1, Billitteri per Gennaro, guarda la porta, va al secondo palo, Billitteri! La palla è entrata dopo anche una deviazione, magia assoluta di Lorenzo Chinnici che pulisce il pallone, contropiede ed è 1-2. Poi D'Amico, ancora Grillo, vuole il sinistro e calcia per Di Chizzi, poi Zangara mette in mezzo, palla che passa per De Simone e per Di Chizzi mette tutti d'accordo, intanto dentro anche Lorenzo Lopez per Lorenzo Chinnici e poi direttamente alle parti di Calamia. Adesso controlla il Real Sicilia, Zangara la controlla per Di Chizzi, poi Grillo e Chinnici si immola per parare questo tiro, è vivo più che mai Real Sicilia, cerca uno spiraglio in mezzo a due maglie nere, riesce anche a passare Zangara, che qualità, poi per Di Chizzi su John Faggio, rischia tanto Zangara qui, poi la Fiora sul sinistro, Calamia, Gennaro 1 del risultato, non la riesce a portare lontano Calamia, Gennaro ne approfitta in tap-in e fa 1-3, Tris Rosanero. Sanchez prova il destro, si distende per Di Chizzi ma non la tocca, poi D'Amico per Grillo, salta per Di Chizzi ma poi con il piede riesce a negargli la conclusione diretta verso la porta. Ancora un'altra volta miracolo di Di Chizzi che la tiene lì molto bene. La Fiora avanza, può calciare, Calamia mette sopra il calcio d'angolo, invece Gennaro chiede una palla in profondità, la riceve adesso Gennaro, avanza Gennaro con la punta, non è preciso, forse col sinistro avrebbe dovuto fare di più, palla fuori con Calamia che riparte a 1000 verso Sanchez. Pace col sinistro, le finte, Pace calcia e riapre la partita Antonino Pace col destro, non è il suo piede, buca per Di Chizzi
2-3. Gennaro verso Chinnici che spazza, poi Gennaro non arriva, fischietto in bocca, Tebice fischio e vince la Coppa Trinacria il Palermo Futsal Club con il risultato di 2-3 al termine di una finale super contro il Real Sicilia. Siamo tornati live intanto per commentare questo bellissimo secondo tempo della sfida tra Sparta Palermo e Palermo Futsal Club. Risultato di 0-3. Vediamo Alario sul punto di battuta, Bilitteri, Calì, Lopez e Chinnici. Dunque lo stesso quintetto in realtà che ha iniziato il secondo tempo. Nel frattempo vediamo correre Vito La Fiura e saluta anche verso le telecamere di Sportisidi il miglior marcatore stagionale di Rosanero. Invece dall'altra parte vediamo in campo Silvestri che ha fatto un grande inizio di sfida, Catanzaro laterale, poi Scalici lì davanti, Riminella e tre pali sempre Monteverdi. Dunque questo anche il quintetto dei padroni di casa. Inizia anche il secondo tempo con Lopez verso Bilitteri. Chinnici. Vediamo come saranno i ritmi di questo secondo tempo. Abbiamo visto una prima frazione un po' con due volti. Il primo sicuramente molto acceso, con ritmi alti, il secondo invece un po' più blando. Vediamo come invece sarà questa seconda parte di match. Sarà rimessa laterale. Rimi la controlla e poi torna dalle parti di Silvestri, che come detto anche in precedenza è stato uno dei migliori della prima frazione. Non ha giocato molto in realtà, però quei pochi minuti in campo è stato sicuramente molto pericoloso. Catanzaro. Poi sbaglia il passaggio, qui Silvestri non aveva capito l'idea del compagno e dunque rimessa laterale regalata a Rosanero con Chinnici. Bilitteri, sempre Chinnici, apparecchia per Lopez, il controllo, cambia tutto, Bilitteri finta, può calciare, poi Chinnici rientra, palla magica per Bilitteri e Monteverdi se la ritrova lì e allontana poi. Lo stesso numero 4 in realtà commette anche fallo su Riminella e dunque calcio di punizione. Siamo alti, giochiamo alti, ragazzi. Tempo mister Gentile chiama una pressione alta. A tempo si gioca col quinto uomo, però forse Alto, Dani. potrebbe essere successo qualcosa a Monteverdi in realtà. Non siamo sicuri che sia la tattica del quinto uomo come schema, perché vediamo Monteverdi molto dolorante. 1-1, io lo facciamo fare. Dani. È stato Rizzotto nel frattempo tra i pali, Davide Rizzotto. Silvestri si gira bene, poi con l'esterno dalle parti di Catanzaro, palla di ritorno, tacco per Catanzaro che vede smorzare il suo tiro dal polpaccio in questo caso di Lopez. Sarà calcio d'angolo quindi. Catanzaro un cross quasi calcio a 11. Tentativo sprecato dunque per lo Sparta e dunque si riparte con Chinnici e Lopez. Adesso Bilitteri. Chinnici. Poi Alario. Vediamo se crea un'occasione. Bilitteri di prima. Lopez può calciare. Poi ci ripensa e si appoggia da Lorenzo Chinnici. Le finte su Silvestri, forse commette fallo, ma si continua. Riminella. Silvestri. Catanzaro. Ci poteva stare forse un Chinnici che ha accusato un colpo all'altezza del petto. Ale, c'è sempre il quinto, non lo devi puntare là. Nel frattempo Rizzotto mette anche i guanti, dunque non è una formazione del quinto uomo come infatti vi stavamo raccontando, perché dovrebbe essere successo qualcosa ad Alessio Monteverdi. Sta facendo una buona gara, ci auguriamo che sia tutto ok. Siamo 5.
Rizzotto, Riminella, e poi non può restituire il pallone al proprio compagno. Sarà infatti rimessa tra le ricalata ai rosanero con Billy Terry e adesso Lopez. Proviamo i chili, ragazzi. Chinnici, palla imbucata, Lopez con Riminella, fa un buon lavoro il numero 5. Stai alto. Poi c'è il taglio di Catanzaro, lo vede in anticipo Bellettari, infatti chiude bene la diagonale. Lì direttamente da Chinnici. Chinnici salta uno, ne vuole saltare anche un altro, poi aggancia il piede di Scalici. Lopez. E taglia, Lollo. Adesso Chinnici la tiene in campo, palla centrale, Bellettari, Lopez cerca la migliore posizione all'aereo, ma non riesce a ricevere il pallone. Riceve adesso Alario, si gira, palla di ritorno per Lopez, provano a dialogare i due ma non riescono, palla che rimane lì, commette poi fallo Lopez. Calcio di punizione per lo Sparta con Catanzaro che riceve la sfera. Poi l'anticipo di Lopez, Scalici invece è molto bravo a fare toccare per ultimo proprio al numero 3 rosanero. Rizzotto qui spreca il possesso, sarà dunque, dovrebbe essere rimessa tra le non rimessa dal fondo con Bilitteri, infatti batte dalle parti di Lorenzo Lopez. Chinnici, Alario, palla di ritorno per Chinnici, poi il palo frena anche il gol del numero 10, ma grande palla di Alario, si continua con Silvestri, esterno, la tocca a Bilitteri, poi Alario cerca il tunnel, quasi riesce, però è rimessa laterale ancora per lo Rosario. Due tocchi là, largo. Avviciniamoci e tagliamo, dai. Lopez, Bilitteri, Guarda Lorenzo che solo. Chinnici, Alario vuole puntare ma non riesce su Scalici, poi Lopez, si continua, tutto ok, Lopez rientra con Riminella, qui vediamo uno sconto tra i due. Ho cambiato l'altro lato. Bravo Lori. Catanzaro, A sinistra Tini. Catanzaro può puntare in mezzo a due, Catanzaro salta anche nettamente Bilitteri, Catanzaro esce Cali, non la tocca al portiere, la butta direttamente fuori. Riminella, buono il suo contrasto, Riminella salta uno, poi col tacco! Magia assoluta di Riminella che fa il gol dell'1-3, riapre la partita per lo Sparta Palermo. C'è un cambio dentro Conigliaro al posto di Scalici, con Catanzaro che invece torna a fare il pivot, il ruolo che aveva effettivamente preso all'inizio. Un secondo tempo non entusiasmante al momento per la ciurma di Mister Gentile. Lopez, Alario, c'è il taglio di Bilitteri che cerca la porta, però tocca a Riminella, chiedo scusa. E angolo! Sarà calcio d'angolo per il rosanero con Bilitteri verso Lopez. Lopez, poi Alario vuole girarsi ma non riesce. Catanzaro gli ruba il pallone, cerca all'interno del campo, Catanzaro non esce di molto il pallone, buona azione ancora del 10. Il tempo viene cumulato, un fallo. Alario, Bilitteri, Lopez cerca Alario, vince il rimpallo, Alario con la punta prende in pieno il portiere, poi Bilitteri due volte.
Alario probabilmente se avesse calciato con l'interno avrebbe trovato sicuramente la porta, cercato invece con la punta. Fallo di Catanzaro su Lopez intanto. A calcio di punizione con Chinnici che sistema il pallone e vede Lopez. Sali un poco, perfetto, sali un poco, perfetto. Ora sali, va. Lopez, Chinnici cerca un pallone alto verso Bellitteri, non una buonissima idea perché il pallone termina fuori e dunque Riminella. Non sono 5, non sono 5. Catanzaro cerca di esplodere con la sua tecnica, punta Chinnici, poi il taglio alle spalle per Zangara, non funziona. Bellitteri molto rapido, poi si ferma, cambia gioco dalle parti di Chinnici, lo mette un po' in difficoltà ma riesce comunque a tenere il pallone. Chinnici riede sul sinistro, poi apre per Alario che perde forse qualche tempo di gioco, infatti viene fermato da Riminella. Bellitteri poi prende forse un calcio. Rizzotto. Riminella cerca un rilancio ma non funziona. Bellitteri può partire, c'è dall'altra parte Chinnici, si inserisce Alario ma continua qui Chinnici che potrebbe servire Lopez, vediamo. Bellitteri. Ecco Chinnici, non è mai un'idea sbagliata, in mezzo a due, salta anche Catanzaro, dall'altra parte c'è Alario, Chinnici cerca il pallone infatti al secondo palo, palla che termina anche fuori dal campo in realtà. Minuto 41, 1-3 risultato, gioco momentaneamente fermo. Conigliaro apre per Catanzaro, buono qui l'aggancio, Conigliaro ancora! Ed è 2-3, perfetta l'azione dello Sparta Palermo, che adesso vede il pareggio sempre più vicino. Tempo dentro Leto al posto di Lopez. Cambio sicuramente più offensivo. Si muove in campo quindi con l'assetto rosanero con Chinnici, Leto, Bellitteri e Alario lì davanti. Il taglio Rizzotto qui da difensore, è vero, fa un grande anticipo, si butta in avanti, Catanzaro di ritorno, poi Chinnici, Catanzaro si gira ancora, Chinnici aggancia la gamba di Catanzaro ma si continua, Rizzotto apre ancora per Zangara, punta, palla fuori, pericoloso ancora lo Sparta. Frattempo sta entrando anche Gennaro per Alario, autore di 2 gol Gabriele Gennaro. Chinnici per Gennaro, l'aggancio non perfetto, poi Zangara regala il possesso invece di Rosanero con Gennaro che per battere la rimessa invece lì lascia il pallone a Leto. Gli autori dei gol. Chinnici, Bellitteri, cosa è calcia? Imbucata per Gennaro che non se lo fa dire nemmeno per un istante. Tocca il terzo pallone della sua partita, fa 3 gol come Remeda. Gabriele Gennaro 2-4. Frattempo c'è rosso per Conigliaro. Non abbiamo capito però il motivo dell'espulsione. Stavamo finendo di commentare il gol. Il scontro tra Chinnici e Catanzaro.
Chinnici. Siamo in più, in più il portiere non c'è. Billitteri. Calma, c'è Lorenzo. Avanza, c'è Chinnici. Vediamo se allarga ancora il gioco, lo potrebbe fare. Chiudiamo i Chinnici, pali, ragazzi, Billitteri. Alessio entra. C'è Gennaro dentro l'area di rigore. Vediamo Billitteri se crea un'occasione per Alessio, calciare, ma stampa. non lo fa. Chinnici cerca un movimento, poi la sovrapposizione di Billitteri. Chinnici avanza e calcia verso la porta. Respinto, poi Catanzaro la controlla molto bene in mezzo a due, sempre molto tecnico. Catanzaro destro-sinistro, poi vuole calciare. Trova però l'opposizione di Billitteri, Sali. sempre molto utile. Sotto un acquisto importante quello di Billitteri. Riminella con la punta e poi Calì allontana. Questo pallone lo allunga soprattutto in calcio d'angolo. Buono il tentativo del 5. Batte Saliamo. Rizzotto, la carezza, allarga il gioco per Catanzaro, la controlla. Cerca anche una conclusione diretta verso la porta. Calì però si fa trovare sul primo palo, sempre molto attento. Palla con l'esterno a cercare Rizzotto, lo insegue Gennaro, versione molto alta, Rizzotto allontana. Poi Riminella la tocca con l'addome, palla già fuori. Chinnici, c'è il taglio di Leto, non lo serve, rallenta un attimo il gioco Chinnici, allarga ora per Leto, c'è l'inserimento di Gennaro, cambia tutto però dall'altra parte che c'è Billitteri, poi Di Caro. Leto la controlla con la suola. Billitteri per Leto, fermato all'ultimo da Zangara, poi Billitteri si può ancora continuare, Gennaro guarda la porta, Gennaro viene chiuso sul primo palo dal buon intervento di Rizzotto che si improvvisa anche come portiere. Sarà corner con Billitteri, vediamo se ci sarà l'ennesimo schema. E infatti è così per Gennaro, la controlla Gennaro sul sinistro, calcia! E poi Rizzotto, un miracolo, se l'è trovata praticamente lì, ma con un grande riflesso, ha allungato la gamba nel momento giusto. Ancora Billitteri in testa Leto, schema quasi da calcio a 11, ha levato la possibilità di calciare anche a Gennaro, ma nel frattempo piccolo momento di break, c'è una piccola pausa, 2-4 il risultato, chiamato il time out allo Sparta Palermo. Come dicevamo, espulso Conigliaro, ma non abbiamo realmente capito la motivazione. Forse qualche palo di troppo. Un po' ipotizzando in realtà. Mi ricordo che c'è stato Un po' ipotizzando. quindi iniziamo. Non sappiamo. Questo Mister Gentile adopererà qualche cambio, perché potrebbe entrare forse Scozzari, anche Corona in realtà. Nel frattempo tornano in campo Calì che sta discutendo invece con il signor Contreras. Direttore di gara insieme al signor Armanno nella finalissima di Coppa Trinacria contro il Real Sicilia, vinta con il risultato di 2-3. Dunque si ritorna in campo con Rizzotto verso Riminella. Avanza Rizzotto, Riminella vuole un passaggio, Corona chiude al posto di Gennaro. Rizzotto carica la conclusione. Calì battezza fuori. Fuori anche Billitteri per Scozzari. Mister Gentile sta dando ampio minutaggio anche a coloro che si hanno notato forse meno minuti nel corso della stagione. Leto. Palla a cercare Corona. Poi Leto un po' rimprovera Corona, ma Corona rimprovera a sua volta Leto, chiedendo questi non sono i palloni che gli devono arrivare a lui. Corona è un giocatore che predilige maggiormente il pallone sui piedi per poter poi smistarlo col suo sinistro. Un giocatore molto tecnico, ma che sicuramente non ama il gioco sulla profondità, ma vuole un gioco più su di lui per poter poi lui girarsi e creare l'occasione, favorendo anche e soprattutto il
ruolo dei laterali che comunque possono inserirsi a gran velocità, e poi lui da servire quasi come un assist, infatti è un pivot un po' atipico da questo punto di vista. Intanto Rizzotto, Lorenzo, tu la lungolinea, Alessia palla in verticale, poi il palo tolto da Zangara, poi Chinnici, sempre molto utile, non si ferma mai il numero 10, c'è il taglio di Leto, lo vede, palla illuminante, Leto salta a Rizzotto, Leto con il sinistro e doppietta personale anche per Alessio Leto, però che palla, sempre del solito Lorenzo Chinnici. E doppietta personale per Alessio Leto, che quindi al suo quinto gol stagionale, 3 in campionato, 2 in coppa. Leto ruba il pallone, vuole il dribbling e poi Riminella ferma un po' con le brutte, rimasto giù. Poi Corona dice qualcosa. Mister Gentile nel frattempo entra per sincerarsi delle condizioni del proprio laterale. Sta facendo una grande gara. Questa può essere una buona risposta anche in fase, anche in occasione, in vista soprattutto della fase regionale, perché Leto potrebbe essere una mossa interessante. Calì centrale, Leto, poi Catanzaro commette ancora fallo. Chinnici, Leto con l'esterno, Corona cerca la punta, fatto bene a provarci qui Corona. Palla alta di petto di Caro, non la controlla al meglio, c'era comunque Chinnici pronto subito a scortarlo verso l'uscita. Leto per Chinnici, c'è ancora Leto, non lo serve, forse si appoggia su Corona, infatti è così di prima, palla geniale di Corona, poi Chinnici prova con un rimpallo a passare ma non riesce. Di Caro, palla per Riminella, Scozzari lo scontro, questa volta irregolare, di Scozzari comunque chiede subito scusa al suo avversario. 5, diventano 5. Gioca col quinto uomo adesso, Rizzotto. Catanzaro, gancio perfetto, poi palla di ritorno. Ecco Riminella, Rizzotto ancora, vediamo se calcia, l'ho fatto in precedenza ma non è andata bene. Riminella, ancora Rizzotto, una filastrocca, chiudono con Corona più avanti, poi imbucata per Di Caro, era una buona palla qua di Rizzotto. Chinnici lascia Scozzari che danza sul pallone, poi apertura perfetta per Leto che aggancia ancora il pallone, poi Rizzotto chiude da difensore centrale vero. Riminella, Catanzaro. È una grande idea quella di Scozzari che in questo caso ha servito Leto, poi Zangara prova a girarsi, Chinnici direttamente porta la palla in uscita, arrivati ormai quasi al 53esimo. Calì per Chinnici, vuole il movimento di Scozzari che però non arriva. Rizzotto, Catanzaro, vuole il dribbling, gli riesce. Riminella, vediamo se calcia, un buon piede, poteva anche provarci. Rizzotto, Zangara, Rizzotto e ancora Riminella. Ecco Rizzotto che calcia sul secondo palo, c'era Di Caro che stava per deviare il pallone dalle parti di Calì, per sua sfortuna però la palla non ha centrato la porta. Nel frattempo Chinnici sta ancora discutendo con Scozzari per quel pallone, anzi quel movimento mai arrivato. Chinnici in mezzo a due, Chinnici, poi la palla termina anche fuori nettamente, davanti gli occhi del signor Contreras la sezione di Palermo. Intanto Rizzotto, Rimicella in mezzo a due col tacco,
La difende molto bene, poi vuole un taglio di Zangara, si ferma, si complica tanto la vita, Corona non ne affonda il tackle. Poi l'anticipo di Chinnici che non vuole concedere nulla nemmeno a 6 minuti dalla fine del campionato. Questa è tutta la mentalità da parte del 10. Poi Catanzaro cerca un passaggio, Leto la tiene lì, poi si autolancia, falla ancora di Rimicella. Del quinto fallo. Chinnici per Scozzari. Rientra Scozzari, buon lavoro, poi non riesce a calciare Scozzari ancora! Forse era un passaggio, forse no, però il sesto gol è arrivato e la firma è di Ninni Scozzari. Ha cercato fino all'ultimo di servire Alessandro Corona, che era ben posizionato, poi una deviazione lo ha favorito 2 volte. La seconda vincente perché la palla è terminata in rete, 2-6. Secondo gol stagionale per Scozzari, poi rivedremo chiaramente le immagini per capire se il gol è da assegnare proprio a lui, però al momento sembrerebbe di sì, e al momento dunque sono 2 i gol in stagione per il 70. Palla in mezzo, Chinnici la tocca, poi Calì non esce, la tiene in campo, sempre Chinnici, poi Scozzari, Leto, Corona di prima, Leto, Suola, dribbling, ancora Leto, è indemoniato, cerca il secondo palo, poi Zangara la mette alta, però che partita per Alessio Leto oggi. Sarà calcio d'angolo, minuto 55 e 40 secondi, con Scozzari che potrebbe trovare una traiettoria interessante. Infatti è così per Chinnici, che però cicca la conclusione. Poi Leto, Corona di ritorno per Leto. Non si concretizza l'1-2, ma è una buona palla. C'è lo scatto di Riminella intanto, lo vede infatti Chinnici, palla che però termina fuori. E poi mister Gentile chiama un cambio, fuori Lorenzo Chinnici, che probabilmente finisce anche il suo campionato dopo 56 minuti con una super prestazione. Ormai, come sempre, inizia invece la partita in questo secondo tempo per Cirafici. Corona per Scozzari. Poi Catanzaro qui in tackle. Sarà rimessa. Corona di prima per Cirafici. Ora Scanici, poi Corona contro il portiere, Corona! E la parata di Rizzotto che non chiude, anzi, che non chiude le gambe, in il gol. Scozzari per Corona, si è fermato però Di Caro, buon lavoro qui da parte del numero 9 che parte in velocità con la suola, allarga dalle parti di Scalici, palla ancora in mezzo per Di Caro, sempre Scalici che potrebbe cercare la porta, si allarga un po' troppo, molto laterale, palla fuori. Nel tempo è iniziato in campo anche Silvestri. Catanzaro con la punta, palla deviata, poi Di Caro apparecchia per Silvestri, non riesce però a calciare ancora lo Sparta. Si allarga a lui, prova anche una giocata molto fine, gli riesce per un primo istante, poi Catanzaro prende la velocità su Corona, poi cerca la punta, palla fuori. Fuori Corona, dentro Alario. Non Corona dunque, Leto è uscito. Alario cerca il passaggio per Corona. Un po' fretta, in questo caso un po' di fretta per il 18. Che vuole trovare il suo secondo gol, ricordiamo unico, è arrivato contro l'Iccarense. Poi Catanzaro prova la conclusione, Calì. Per Cirafici, un 2 contro 1, c'è Alario, Cirafici apparecchia per il compagno, poi chiude Di Caro molto bene. C'è Rizzotto, c'è il pallone. Si risale col quinto uomo, minuto 58 di gioco. Rizzotto avanza, vediamo se calcia, ci pensa un attimo, poi allarga. Scalici in mezzo, Calì, Cirafici, poi Corona, Scozzari. Poi Alario. Rimasto giù Corona.
Manca un minuto più recupero, contando chiaramente il time out. Sarebbero 2 minuti. Vediamo se una storta Corona. Forse una distorsione nella caviglia, ci auguriamo di no. È molto dolorante qui. Vediamo chi entrerà al suo posto. Vediamo chi potrebbe entrare. Sicuramente Gennaro, però lo vediamo comodamente in panchina. Non penso possa entrare. Però adesso si è rialzato subito Gennaro per andare a aiutare l'amico fraterno Corona. Viene aiutato da Chinnici e Gennaro. È molto dolorante qui Corona. Esce tra gli applausi Alessandro Corona. Molto dolorante, probabilmente qualcosa sulla caviglia. Al suo posto entra Lopez. Poi Catanzaro invece restituisce il pallone. Cirafici. Scozzari. Il taglio di Alario che la riceve. Vediamo se avanza. Vediamo se calcia. Cerca il secondo palla che non passa. Poi Scozzari ancora Alario. Apre per Scozzari che cerca la porta. Buona qui l'idea da parte del duo formato da Alario e Scozzari. Palla però fuori. Siamo arrivati al minuto 61 nel frattempo. Manca sempre di meno. Scalici cerca uno spiraglio. Scozzari non vuole concederglielo. Concede però la rimessa. Rizzotto carica la conclusione, prende in pieno il suo avversario, poi all'area da centrocampo può calciare, però con la punta. Silvestri. Anticipo di Lopez da terra, lotta con Catanzaro che prova a sgusciare via in mezzo, dove ci riesce Catanzaro, poi Calè in scivolata quasi come un difensore sulle dribbling del 10. Poi Silvestri cerca la conclusione, Lopez 2 volte, Calè va anche giù nel tentativo di prendere il pallone ma non serve. Poi Cirafici si scontra con Catanzaro, ma tutto regolare. Rizzotto prova una conclusione molto potente, prende però la figura di Alario e dunque rimessa laterale quando manca veramente pochissimo. Catanzaro prova il dribbling, punta, calcia male, poi Cali alza per cercare Cirafici, l'anticipo di Rizzotto è perfetto, è un subità numerica, palla di ritorno ancora Rizzotto, calcia con la punta, Lopez la tocca, poi Alario vuole un dribbling, gli riesce Alario, e conclude Alario ancora, Alario la piazza e Rizzotto chiedeva un intervento irregolare, sarebbe stato anche tiro libero, però non per il signor Contreras. Alario ha cercato di continuare fino all'ultimo. Scozzari. Alario Scozzari. Adesso Lopez e poi va bene così, finisce, poi super gol di Alario, nel fatto che commentiamo anche questo, ma diciamo finisce qui la partita e vince 2-6 il Palermo Futsal Club contro lo Sparta Palermo e saluta definitivamente il campionato di Serie D con la vittoria del campionato. Nel frattempo gli applausi da parte di tutta la tifoseria, anche Alessio Leto qui sotto la telecamera prendersi gli applausi di tutto lo Sparta Palermo che sta complimentando con il rosanero, ovviamente anche per la vittoria del campionato e Coppa. Vediamo uscire Peppe Calè e dunque vittoria per il rosanero con il risultato di 2-6, una partita molto equilibrata nonostante il risultato forse possa dire altro, con un ottimo Sparta Palermo che esce dal campo comunque a testa altissima per la prestazione. Ma intanto come sempre vi ringraziamo per averci tenuto compagnia. Qui da Marco Genduso di Sportisir è tutto, vi ringrazio e alla prossima.